Gli ospiti per questa nostra chiacchierata sono Alessandro Zammarchi, presidente del Rotary Club Trieste, e Sandra Dudine, presidente della sezione triestina della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Parliamo con i nostri ospiti degli appuntamenti per la salute, visite gratuite di prevenzione per persone fragili e un'iniziativa, un progetto del Rotary Club Trieste che vede insieme, oltre che alla LILT, anche la Fondazione Casali. Cominciamo questa volta non per cavalleria, ma cominciamo dall'avvocato Zammarchi, che tra l'altro è la prima volta che viene ospite, quantomeno che io ho la possibilità di intervistarlo, nonostante poi ci conosciamo dai tempi dell'università, quindi ai noi da parecchio tempo. Questo, Presidente, è un service molto particolare, perché intercetta una necessità delle persone che però è anche, e per certi aspetti e prima ancora, una necessità sociale. Assolutamente sì, anche perché gioca su quel terreno delicatissimo che è la salute, la malattia e la paura che abbiamo della malattia. Ma in questo caso a giocare è anche un altro problema, la fragilità delle persone, delle famiglie, spesso intaccate anche da fenomeni più o meno visibili di povertà, i quali ovviamente implicano delle scelte. Una persona deve decidere come destinare le proprie risorse. E purtroppo l'investimento in salute è sempre un investimento postergato, reso ultimo rispetto a altri che si ritiene più importanti per varie ragioni, anche comprensibili. Certo, però, sì. Di fatto l'attività preventiva viene vista con una certa forma di ritrosia. Sì. E questo naturalmente ha diversi effetti anche gravissimi. Talvolta si arriva a comprendere di avere un problema tardissimo, ma anche, oserei dire, e forse uno degli aspetti più interessanti, talvolta si continua a vivere male nel timore di avere un qualche cosa, rinviando il momento in cui potrei magari scoprire di non avere assolutamente nulla. Sì. Quindi questo stress che aggiunge una vita già molto stressante, noi vorremmo in qualche modo evitarlo grazie a questo progetto che andiamo a condividere con la LILT, perché a noi piace fare sistema. Per noi la rete da creare è l'obiettivo primario per far sì che le varie competenze nel combinarsi riescano a raggiungere i migliori risultati. Ebbene, in questo caso il migliore risultato per noi sarebbe proprio consentire alle persone di avere la possibilità di fare un controllo, ma non in un luogo scomodo e fastidioso quale può essere un ambulatorio ma in uno spazio protetto dove sentirsi accuditi, ascoltati e dove con un medico che mi dà la sua attenzione posso confrontarmi per capire se effettivamente ho o non ho qualcosa. E questa cosa dovrebbe essere rasserenante, creare quella meravigliosa armonia dalla quale si può ricavare o l'informazione auspicabile, non ho nulla, o quella della necessità di un controllo volto progressivamente a risolvere un problema. Naturalmente se il problema è affrontato subito, la soluzione probabilmente è più semplice e più a portata di mano. Il ruolo della LILT, dottoressa Dudine, quale sarà in questa iniziativa? Per il fatto stesso che noi siamo sul territorio dal 1927 a Trieste, abbiamo la possibilità di interpretare bene quelli che sono i bisogni del territorio e di avere i dovuti agganci per offrire questo servizio veramente a chi ne ha reale bisogno. Mi spiego meglio, sì. Abbiamo contatti con le periferie, con le microaree, con le parrocchie, con la Caritas, per cui altri enti, altre situazioni che conoscono il territorio. Ma contiamo molto anche sul passaparola, cioè sul fatto che una volta agganciata la zona poi saranno le stesse persone che per prime hanno usufruito delle nostre visite a raccontarlo ai propri vicini, ai propri parenti, in modo da diffondere la cultura della prevenzione. Questo è un argomento, lei lo ha detto, molto, come dire, molto difficile da affrontare, molto delicato, perché appunto incrocia tutta una serie di
di problematiche personali, sociali. Quindi intanto come lo farete conoscere? Beh, siamo qui anche per questo motivo. Il nostro obiettivo di solito è occuparci del bene comune senza propagandarlo. Il nostro agire quindi di solito è un agire anche poco visibile, però in questo caso assumiamo anche, se vogliamo, l'onere e l'onore di celebrare la comunicazione proprio perché riteniamo che la comunicazione possa stimolare la società a quanto dicevo prima, a approcciarsi a questo nostro progetto volto a capire come stiamo e a prevenire senza paura, eliminando la paura, comprendendo che ciò che vogliamo dare alle persone è quel momento di ascolto di cui parlavo prima, per sciogliere finalmente tutti quei pregiudizi che sono normalmente a impedire la più virtuosa evoluzione anche di uno stato problematico. Senta, forse non ho risposto esattamente alla domanda, ma... No, è chiaro, è chiaro. No, mi incuriosiva questo perché volevo chiederlo prima, ma è il caso che faccio subito la domanda perché sennò la perdiamo. Qual è il rischio che diciamo pure la società corre proprio se le persone lesinano sulla salute e sulla prevenzione? Perché, come diceva anche l'avvocato Zammarchi, è logico che chi non ha grandi disponibilità insomma, si fa delle, come dire, si crea delle priorità, fa una scaletta insomma, no? Giustamente precedenze. Se uno ha un figlio in età scolastica, eccetera, che magari deve anche andare all'università, sono problemi che veramente uno non vuole nemmeno immaginare come ci si possa muovere, però è anche logico che appunto lesinare su questo poi porta tutta una serie di problemi. La sua domanda è un po' complicata, vede? Perché ha tante sfaccettature. Allora, stiamo parlando di prevenzione oncologica, quindi le nostre visite sono di prevenzione oncologica e saranno visite di prevenzione oncologica dermatologica, otorinolaringoiatrica, urologica e senologica. Quindi quelle diciamo così, i settori in cui andremo a lavorare. Ma sono anche quelli su cui si riflette meno per certi aspetti. Però l'altro aspetto è che sarà un'opportunità anche per far capire che alcune malattie si possono veramente, il rischio di contrarre una malattia oncologica, che può capitare a tutti, si può ridurre per un certo tipo di stile di vita, no? Avere uno stile di vita sano, ma anche per aderire a quelli che sono gli screening istituzionali che già ci sono e che sappiamo non hanno una grande adesione. Quello è un altro quello è un altro punto. Quindi stiamo parlando di attività, di visite che non rientrano in quelle che sono gli screening istituzionali regionali, no? Sì. Perché parliamo di visite dermatologiche. Che non rientrano. Ecco, senologiche soprattutto per chi è fuori dell'età di screening, o perché è troppo vecchio o perché è troppo giovane. E visite urologiche che sappiamo non essere di screening, no. E visite otorinolaringoiatriche perché l'incidenza delle malattie oncologiche a livello della bocca, della gola, eccetera, sono in aumento. Sì. E quindi, anche perché in quel modo il nostro professionista controllerà anche la bocca, che sappiamo che è l'altro problema. Sì. Giusto un'altra domanda su questo. Sebbene come dire, le visite urologiche non rientrino nel target degli screening regionali, però è un argomento che quasi di default, soprattutto gli uomini dopo i 50 anni sanno che dovrebbero farla per tutta una serie di ragioni. Vengono fatte comunque o c'è una pigrizia anche in tal senso? Cioè si riscontra
seppur minimo aumento delle visite o no? Oddio, non hai dati forse? No, questi Okay. dati non ce li ho, però la mia sensazione con i pazienti che ho incontrato è molto spesso alla domanda: ha mai fatto una visita urologica? Alcuni, cioè ci sono delle persone che veramente lo fanno soltanto quando cominciano ad avere magari dei disturbi, no? Sì. Naturalmente che possono avvenire soprattutto a una certa età. Da qui 50, sì, però teniamo presente che in Italia non c'è più il servizio militare e è una cosa che tutti sottolineano. Anche altri disturbi dell'apparato genitale maschile possono essere non conosciuti o sottovalutati, quindi non dimentichiamoci anche dei giovani. Assolutamente, anche per quel sacro timore a cui facevamo allusione prima. Questo è questo del fatto, adesso detta così, poi a quest'ora può sembrare anche il fatto che un medico non ti vede nudo, ed è l'unico che ti vedeva nudo era il medico della visita di leva, può essere effettivamente un problema. Insomma. Assolutamente. Torniamo all'iniziativa che, l'abbiamo detto, vede anche presente la Fondazione Casali. Naturalmente sì, che è nostro partner in tutta una serie di service, come chiamiamo le azioni per il bene comune noi del Rotary, perché tutte queste azioni hanno ovviamente un costo. Se grazie a queste azioni noi riusciamo a prevenire costi sociali, è ovvio che dobbiamo anche investire all'inizio risorse importanti proprio per ottenere questo beneficio in termini di riduzione sensibile dei costi sociali. Costi sociali che sono anche costi economici, quindi come capite è investire denaro per impedire gravi perdite anche patrimoniali, ma soprattutto quelle perdite patrimoniali indirette che derivano dal malessere, perché una persona o un nucleo familiare inciso da un problema oncologico è una realtà che produce malessere, che diffonde malessere e che ha dei costi anche sulla società importanti. Quindi le fondazioni Casali sono partner, chiedo scusa perché non sono qui e quindi voglio in qualche maniera ma difatti anche per una proprio questione, perché hanno la stessa sensibilità del Rotary, lo stesso desiderio di esserci senza esserci, nella convinzione che quando le iniziative sono importanti vanno sostenute con la massima attenzione e con le migliori risorse. Infatti io saluto anche il presidente Slokovic, che è persona gradevolissima e davvero molto, molto simpatica, con cui si parla molto, molto volentieri. Quando inizierà più o meno? Quando l'iniziativa prenderà il via in maniera decisa? Allora, diciamo che noi abbiamo già preso i nostri contatti e quindi stiamo già raccogliendo una serie di richieste che man mano ci vengono date, per cui non è che metteremo il manifesto da domani si può prenotare, perché non è questo è una cosa, il progetto. È diversa. Il progetto è un progetto mirato a cogliere quelle che sono le reali necessità segnalate da chi ci lavora tutti i giorni. Esattamente, e poi aggiungo e ribadisco, perché è un concetto che voglio proprio far apprezzare, l'obiettivo è, attraverso il passaparola, far capire che questo non sarà un momento spiacevole, ma un momento liberatorio, un momento grazie al quale recupererò benessere proprio psicofisico, sapendo di star bene, oppure sapendo che ho affrontato tempestivamente quello che poteva essere un problema variamente grave e capace di incidere sulla mia vita non poco. Dicevamo che questo è appunto un service, i service è il nome, adesso magari l'avvocato Zammarchi mi correggerà, è il nome che prendono le iniziative del Rotary. Nella sua fa ridere dar del lei, ma vabbè, insomma, in queste come si deve, in queste circostanze rispettiamo quelle che sono le regole del gioco. In queste circostanze si dà del lei. C'è come posso dire, un filo rosso, mettiamola. Noi giornalisti dobbiamo sempre trovare un filo rosso. In questo caso potrebbe essere un filo rosa, sarebbe forse più. Comunque c'è il bene comune, dove voglio andare. Il bene comune. Tant'è che la nostra attenzione è rivolta alla cultura e riteniamo che fare cultura oggi significa aumentare il senso critico della comunità e consentire alla comunità di decidere, ma poi anche occuparci di
iniziative come questa, quest'anno ne abbiamo coltivate parecchie nell'interesse di varie soggettività deboli, e trasmettere l'idea che combinare risorse, competenze, abilità e perché no anche provocazioni, perché noi nell'entrare in relazione con persone che vivono ogni giorno determinate situazioni a livello professionale o a livello anche di studio, raccogliamo dati ma soprattutto aumentiamo anche il nostro senso critico, e quelle che possono essere le nostre decisioni sui service naturalmente maturano con una consapevolezza non trascurabile e non banale. E poi sedimentano anche in questo. Assolutamente. Abbiamo tempo, un minuto, dottoressa, meno ancora. Questa iniziativa, come del resto anche altre delle quali noi ci occupiamo, insomma, sempre più dà l'idea di quanto sia importante creare rete fra le varie associazioni, anche se magari differenti per argomento ed altro, no? Sì, difatti noi lavoriamo soltanto su progetti e condividiamo con altre associazioni che lavorano come noi quelli che sono gli obiettivi comuni. Tante volte, per esempio, lavoriamo molto spesso con il centro cardiovascolare, proprio perché cammina per la tua salute, che è il simbolo, la frase simbolo del centro cardiovascolare, coincide con il camminare, il muoversi, fa bene nella prevenzione oncologica. Allora, io ringrazio l'avvocato Alessandro Zammarchi, presidente del Rotary Club Trieste, e la dottoressa Sandra Dudine, presidente della sezione triestina della LILT, per essere stati con noi. Buon lavoro per questa iniziativa, ma anche per le altre iniziative. Adesso andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Ben ritrovati al telegiornale meridiano di Tele4. Fratelli d'Italia sotto accusa dall'intero centro-sinistra per la revoca di Vittorio Torbianelli dalla posizione di segretario generale facente funzioni del porto di Trieste. Questa mattina Sveglia Trieste ha replicato sul tema il segretario provinciale dei Meloniani, Claudio Giacomelli. Una gazzarra, soprattutto da parte del PD, veramente pazzesca sul quasi niente. Perché sul quasi niente? Continuo a sentire che Torbianelli, che sempre va ringraziato per il lavoro che svolge, era il segretario generale. Non lo era, era il segretario generale facente funzioni. E non poteva diventare segretario generale semplicemente perché in questo momento non abbiamo un presidente ma abbiamo un commissario. Quindi quella di Torbianelli era una carica assolutamente provvisoria. Così il segretario provinciale di Fratelli d'Italia sulla revoca di Vittorio Torbianelli da segretario facente funzioni dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone. È evidente però come la revoca, arrivata a una settimana dalla conferma del dirigente da parte del commissario e futuro presidente Antonio Gurrieri, si incardini in una spartizione di caselle collegate ai partiti della coalizione di centrodestra che sta battagliando a livello nazionale sulla questione delle autorità portuali, tema questo che ha sollevato gli strali del PD con la segretaria regionale Conti, che ha richiamato Fedriga a farsi garante della continuità gestionale dello scalo, mentre le opposizioni in Consiglio Comunale hanno depositato una mozione che impegna il sindaco di Piazza a verificare la situazione. Il presidente Zeno D'Agostino non è che avesse vinto un concorso. Il presidente Zeno D'Agostino è stato individuato dalla politica, all'epoca della politica era, la presidente regionale era Serracchiani, anche credo che anche a Roma ci fosse il Partito Democratico, hanno individuato Zeno D'Agostino. Quando poi è arrivato il centrodestra abbiamo confermato Zeno D'Agostino perché aveva lavorato bene, esattamente come è stata la politica a individuare il presidente Gurrieri, che mi sembra abbia avuto il plauso di tutte le forze politiche questa nomina. Quanto all'attuale gestione del ruolo di segretario generale alla Torre del Lloyd, chi ha messo la politica? Nessuno. In questo momento le deleghe sono esercitate dai dirigenti del porto che sono stati nominati dai tempi, perché non credo che né il commissario Torbianelli né dopo il commissario Gurrieri abbiano fatto dei cambi interni, credo di no, sempre dai dirigenti che lavoravano con Zeno D'Agostino.
Torneremo ora a parlare di terzo mandato e della mozione a breve in Consiglio regionale. Ne abbiamo parlato naturalmente con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un incontro oggi proprio al Palazzo della Regione in Piazza dell'Unità d'Italia. Sentiamo. La mozione della prossima settimana se ne discute ormai, è pronta? Sì, è quasi pronta, anzi è scritta. Incontrerò ovviamente le forze politiche di maggioranza. E dopo la voteremo. Vedrà finalmente la luce, presumibilmente già la settimana prossima, la mozione programmatica di fine mandato che ha lo scopo di ricompattare il centrodestra dopo la crisi di maggioranza innescata solo alcune settimane fa dal ministro Luca Ciriani di Fratelli d'Italia. C'è una discussione di maggioranza che verrà fatta, quindi a seguito di quella ci sarà l'ufficialità del testo stesso. Dopo il passaggio con le segreterie dei partiti di centrodestra, il documento andrà al voto in Consiglio regionale con il Presidente che porrà la questione di fiducia sul provvedimento. Quanto al terzo mandato, dopo le recenti chiusure del leader di Forza Italia Tajani e i meloniani sempre meno propensi, la partita è chiusa? Non faccio parte di chi discute a livello nazionale della cosa. Mi auguro che ci sia sempre accesa una fiammella per una discussione che semplicemente comporta la possibilità ai cittadini di scegliere. A me sembra stranissimo questo dibattito, perché semplicemente non può essere un dibattito ideologico, deve essere un dibattito semplicemente se uno crede che i cittadini possano scegliere o no, o se il cittadino deve essere impedito di scegliere, e se è impedito di scegliere vuol dire che non ritiene i cittadini in grado di fare la scelta giusta. Non è un concetto democraticissimo, diciamo. Dunque la bagarre sulla revoca delle deleghe a Vittorio Torbianelli, segretario generale facente funzioni del porto di Trieste, che ha scatenato una ridda di polemiche del centrosinistra per quello che viene definito un gioco di spartizione di poltrone della maggioranza del governo. Penso che il commissario Guerrieri sia un'ottima scelta. Penso che lavorerà bene in continuità con un porto che ha funzionato e continuerà a farlo. Dopodiché non entro nelle altre scelte perché non sono di mia competenza. Infine un commento sul ruolo dei CPR, puntualmente al centro delle polemiche per le rivolte che scoppiano anche in quello di Gradisca. CPR devono essere aperti per me. I centri sono dei centri dove vengono collocati delle persone, in molti casi che hanno dei precedenti, che è pericoloso girino liberamente sul territorio nazionale, che devono essere rimpatriati. Chi vuole chiuderlo semplicemente vuole una deregulation a favore di persone che hanno commesso degli atti delinquenziali. Raffica di treni e voli aerei cancellati anche in Friuli Venezia Giulia a causa dello sciopero di 24 ore proprio nel settore dei trasporti. Messaggi sui cartelloni luminosi della stazione centrale di Trieste emblematici e passeggeri costretti a ore d'attesa per salire su un treno garantito piuttosto che affidarsi a Trenitalia o Italo per i rimborsi. I sistemi delle due compagnie sono diversi, quindi meglio rivolgersi ai siti web. Lo sciopero del 20 giugno ha colpito nel segno con lo stop a una raffica di treni regionali sulla dorsale Trieste-Udine, fondamentale poi anche per i collegamenti con il Veneto. La mobilitazione del resto è scattata già nella serata di giovedì 19 luglio dalle 21 e si protrarrà per 24 ore. Meglio dunque affidarsi ai siti dedicati per vedere se il convoglio prescelto rientra o meno fra quelli garantiti o, in caso contrario, rimandare la partenza. A subire pesanti disagi infatti anche il traffico a lunga percorrenza. Vedi la cancellazione in mattinata del Frecciarossa 9707 in partenza da Milano Centrale e diretto a Trieste. Brutte notizie anche per chi viaggia in aereo. A causa dello sciopero Ita Airways si è vista costretta a cancellare 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti nel giorno dello sciopero, ovvero quest'oggi, venerdì 20 giugno. Gli altri due voli soppressi sono nazionali ed erano programmati per il 19 e il 21 di giugno. La compagnia, nella sezione informazioni di viaggio del sito web, invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. In caso di cancellazione o modifica dell'orario superiore alle 5 ore, i passeggeri possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto allo 06 85 96 0020. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale. Leonello Schillani con noi al telefono. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego, ispettore, che novità da questa mattina?
Allora, innanzitutto lo sciopero dei mezzi pubblici non ha creato particolari disagi alla viabilità cittadina, non abbiamo notato un aumento di veicoli sulla rete cittadina che stanno viaggiando. Per quanto riguarda invece le note, devo segnalare che potrebbero esserci dei rallentamenti, siamo nella zona di via Damiano Chiesa, quindi da Rione San Giovanni, via San Cirino, via Damiano Chiesa, per il giuramento allievi della Polizia di Stato. Siamo sul posto per la viabilità, c'è l'afflusso del flusso dei partecipanti con tutti i parenti, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti, non abbiamo avuto segnali di questa mattina, ma anche nel pomeriggio continuerà la cerimonia e quindi potrebbero esserci questi rallentamenti. Per quanto riguarda oggi, questa sera abbiamo 2 manifestazioni, inizia il Triskel, quindi oltre ai divieti posti nel bosco del Ferdinandeo, quindi siamo in zona Marchesetti, Lago Caduti Nasseria, verranno fatte delle modifiche alla viabilità, quindi dalle ore 20 alle 24, e questo andrà fino al 29, termine della manifestazione, verrà fatto il senso unico sulla via Marchesetti da San Pasquale via dei Mille, quindi a scendere, quindi chi sale a via Marchesetti ha l'obbligo di svolta a destra per via dei Mille e poi proseguire verso via San Pasquale, creando una specie di rotatoria per evitare degli intasamenti. Questa modifica entrerà in vigore alle 20 fino alle 24 per tutta la settimana, e ci saranno anche delle modifiche naturalmente in orario serale delle linee della Trieste Trasporti della linea 25 e 26. Inoltre questa sera tra le 19 e le 21 potrebbe esserci rallentamenti lungo le rive, c'è una manifestazione ciclistica amatoriale che è però preludio al weekend che sarà interessato nella nostra città dai campionati nazionali juniores di ciclismo su strada. Qui andrà a impattare notevolmente la viabilità sia sabato che domenica. Sabato verrà chiusa tutta la viabilità del Porto Vecchio e anche domenica dalle 7 alle 18. Sabato invece si avrà la chiusura delle rive dalle 12.30 alle 13.45 da Campomarzio a Corso Cavour, e domenica 22 sempre chiusura delle rive dalle 13 alle 14.30 sempre da Campomarzio a Corso Cavour. Inoltre avremo la breve sospensione della circolazione durante il passaggio dei ciclisti. Lungo le vie cittadine ci sarà un circuito che raggiunge anche Sistiana, quindi fare attenzione perché in questi orari che ho citato ci saranno queste sospensioni anche lungo via di Miramare, la strada costiera, strada del Friuli, via Udine e piazza Libertà. Visto anche il weekend estivo, naturalmente prevediamo delle notevoli ripercussioni soprattutto a chi si reca nel lungomare di Barcola. Con tutte queste notizie ripeteremo anche nei prossimi giorni, restituirei la linea. Molto bene, grazie Leonello Schillani, ispettore, grazie anche ai suoi colleghi, un saluto a tutti e buon lavoro. Noi andiamo avanti ricordando che anche oggi ovviamente c'è Ring con Ferdinando Avarino. Alle 21.10 si comincia con il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, l'intervista a Tu per Tu. Poi alle 21.40 il dibattito politico con Paolo Altin, lista Russo.Franco, Rosanna Pucci del Partito Democratico, Danilo Slocar della Lega e Massimo Codarin di Fratelli d'Italia. Poi non è finita, alle 22.45 Sulle ali dell'amicizia, il nuovo documentario di Andolina con il regista Andrea Andolina. Questo è il ricco programma di Ring questa sera dalle 21.10. Adesso invece parliamo di rotta balcanica, situazione migranti a Trieste, perché sono stati snocciolati i dati del nuovo report delle associazioni di accoglienza, report che si rifà all'anno passato, il 2024, ma anche in questa prima parte fino a maggio del 2025. Sentiamo. E le persone in strada non le riusciamo a conteggiare perché c'è una dispersione maggiore, sono molto più dispersi nell'area del Porto Vecchio di quanto fossero prima. Certamente sono meno che nel passato, ma sono un numero elevato, sicuramente più di 100, questo non c'è dubbio. 13.419 persone incontrate, oltre 8.000 sono uomini, più di 2.000 minori non accompagnati, 539 le donne sole e 422 nuclei familiari. Sono alcuni dei dati afferenti all'anno 2024 presentati nel corso della giornata mondiale dei rifugiati. I migranti che arrivano a Trieste nella maggioranza dei casi sono afghani, poi cittadini da Siria, Pakistan, Bangladesh, Kurdistan turco, Nepal e Turchia. Per quanto riguarda la situazione attuale, fra gennaio e maggio di quest'anno sono stati
state 2.971 le nuove persone incontrate dal sistema di accoglienza, di cui l'81% sono adulti e il restante 19 minori. Già possiamo smentire la lettura purtroppo molto diffusa ma errata per l'appunto, che vede una diminuzione degli arrivi. In realtà noi abbiamo registrato nel corso del 2024 una diminuzione del 16%, che sembra essere più o meno stabile nel 2025, quindi una diminuzione sì, ma molto modesta, molto più modesta del crollo che è stato invece annunciato. Non c'è nessun crollo degli arrivi e soprattutto anche questa differenza potrebbe anche essere legata in realtà a una maggiore invisibilità dei transiti, quindi non siamo neppure certi che si tratti di una vera diminuzione. L'unico miglioramento della situazione a Trieste, sottolinea il presidente di ICS, è la sistematicità dei trasferimenti di migranti verso altre regioni, ma, insiste Schiavone, sono ancora troppo lunghi i tempi di attesa per ottenere in questura la documentazione necessaria al soggiorno in Italia. Una nuova problematica legata ai tempi di accesso alla questura e alla manifestazione di volontà di chiedere, appunto, alla manifestazione della volontà di chiedere protezione. I tempi di attesa vanno oltre i 20 giorni, durante i quali le persone sono completamente abbandonate in strada. Dal campo da basket alla ricerca scientifica, Trieste si mobilita con Sport e Solidarietà per sostenere AIRC nella lotta contro il cancro. Scatta domani sul piazzale Straulino l'evento Un canestro per la ricerca e ne abbiamo parlato con uno degli organizzatori, il cestista Stefano Bossi. Stefano Bossi scatta domani a Canestro per la ricerca sul piazzale Straulino, sulle rive di Trieste a fianco ad Itali, una manifestazione di sostegno all'AIRC legata però naturalmente alla Palaspicchi. Sì, siamo giunti alla seconda edizione, oggi partiremo con la cerimonia di apertura, quindi con la Charity Dinner. Abbiamo raggiunto già chiaramente il numero massimo di invitati, siamo contentissimi di questo, ci sarà anche una degustazione vini precedentemente. Da domani si parte invece con il giocato, la mattina ci sarà un torneo Under 17 maschile, abbiamo avuto grandissime conferme da parte di realtà non solo triestine ma anche regionali. E il pomeriggio poi abbiamo incrementato quest'anno l'offerta, che abbiamo inserito la Calicanto APS, quindi avremo una partita di basket integrato assieme a Calicanto e Leo Club che si occupa anche di opere di questo tipo, e poi alle 7 ci sarà il memorial Dario Bossi in onore di papà mio e di Nicolas, mio fratello, e siamo pronti per questa iniziativa, siamo contentissimi e la città ha risposto presentissima in termini di partner, in termini di collaborazioni anche da parte del comune e della regione, e vi aspettiamo numerosi. Dopo la partita ci sarà anche un breve rinfresco, una festa tenuta da parte di Creativa che ci darà una mano nel piazzale Stradino avere un lieve rinfresco, appunto un momento di convivialità. Ci sarà la musica, ci sarà la somministrazione, si potrà chiaramente prendere da bere e da mangiare e tutti i fondi verranno devoluti ad AIRC. Domenica invece come chiusura ci saranno le finali giovanili più le premiazioni, quindi vi aspettiamo numerosi. Grazie a tutte le realtà, anche la TV, le radio che ci hanno dato questo supporto, e grazie. Bene, noi ci fermiamo per alcuni minuti di pubblicità, ma torniamo fra poco. La festa della CGIL si svolgerà il 26, 27 e 28 giugno a San Giovanni, in programma dibattiti, conferenze, ma anche momenti conviviali e qualche novità. Sentiamo. Quest'anno la portiamo all'interno dell'ex comprensorio dell'ospedale psichiatrico di San Giovanni, che è chiaramente un luogo iconico per quella che è stata la rivoluzione basaliana, quindi c'è tutto un significato. Lo portiamo all'interno del Roseto e la portiamo anche all'interno del Teatro Basaglia, lo portiamo con tanti ospiti. Ecco dove si svolgerà la festa della CGIL a Trieste nella 3 giorni del 26, 27 e 28 giugno. Dibattiti e conferenze, ma anche momenti conviviali con tanti ospiti, focus in particolare sul tema della sicurezza. Intesa però 360 gradi, non solo salute e sicurezza, ma anche sicurezza di chi un posto di lavoro vorrebbe conservarlo e sicurezza anche dal punto di vista sociale. Altre iniziative che riguardano ad esempio l'esperienza prodotta della psichiatria con Peppe Dell'Acqua e con ospiti rilevanti come ad esempio Giuseppe Conte, tanti segretari nazionali della CGIL e tanti ospiti che hanno dato la loro presenza, e quindi pensiamo che e invitiamo naturalmente tutti i cittadini e cittadine a presenziare, e avremo anche la parte più ludica con riferimento al posto delle fragole. Abbiamo invitato le istituzioni locali, regionali e nazionali, quindi noi abbiamo esteso naturalmente l'invito sia a partiti e segretari di centrosinistra e di centrodestra.
Fra i temi analizzati, impossibile non toccare quello della guerra. Alla festa del sindacato ci sarà anche una rappresentanza di Emergency ed è previsto un collegamento con la Palestina. Emergency si occupa da 30 anni di curare le vittime delle guerre, in questo momento si trova in 3 paesi in guerra perché si trova operativa in Palestina, in Ucraina, in Sudan e continua a lavorare anche in Afghanistan dove si vedono ancora le conseguenze a lungo termine delle guerre. Le testimonianze dei nostri operatori sono chiarissime, il 90% delle vittime delle guerre sono civili e proprio questo cercheremo di raccontare. All'evento ci sarà un collegamento in diretta da Gaza con una nostra infermiera presente nei nostri presidi sanitari e poi ci sarà anche un secondo intervento di Raul Pantaleo che ha fatto esperienza in tutti i contesti di guerra di Emergency e racconterà come i nostri ospedali rispondono alle emergenze. Giornata di sciopero nazionale per l'Unione Sindacale di Base. 2 i temi chiave: l'inaccettabilità dei conflitti a livello internazionale e la conversione dell'economia. Come USB abbiamo proclamato lo sciopero generale con i crismi di legge già mesi fa, ma come dire la storia ci supera. Lo avevamo fatto principalmente contro la guerra, contro il genocidio in Palestina, oggi ci ritroviamo anche una guerra in Iran, bombardamenti, come dire l'invasione della Siria, una serie di episodi in cui Israele è coinvolta in ben 7 conflitti, oltre a quello interno ovviamente del genocidio palestinese. L'altra parte ovviamente è tutta la conversione dell'economia da economia come dire, normale, economia di pace a economia di guerra, quindi il 24 e 25 giugno ci sarà il vertice NATO in cui l'Europa probabilmente deciderà di fare le conversioni delle proprie economie. Questo vuol dire però far morire ad esempio per l'Italia settori storici, quindi togliere i finanziamenti a settori storici come l'automotive, l'elettrodomestico, le telecomunicazioni e spingersi invece sull'economia di guerra che storicamente non ha prodotto grandi posti di lavoro, però ha prodotto invece morte e distruzione. Questa cosa qua USB la respinge radicalmente. Sono 3 le repliche di Tosca. Il Teatro Verdi allestisce l'opera di Puccini nella cornice del castello di San Giusto. La prima domenica 29 giugno. L'altro anno Turandot, quest'anno Tosca, ma facciamo un passo in più perché quest'anno l'allestimento sarà interamente dedicato al Teatro Verdi e quindi sarà particolarmente adatto all'ascolto e anche alla visione di Tosca in un contesto ovviamente magico, un castello come nell'opera originale. Inizio alle ore 21:15, domenica 29 giugno, martedì 1 luglio, venerdì 4 luglio. Sono 3 le date per Tosca al Castello di San Giusto. Lo spettacolo è stato presentato ieri nel foyer del Verdi e già si annuncia particolarmente interessante, non fosse altro, come lo stesso sovrintendente ha sottolineato, proprio per l'ambientazione che se da un lato si collega alla vicenda stessa messa in musica da Puccini, dall'altro rimanda ai fasti del passato, quando San Giusto era palcoscenico di grande fascino d'estate per appuntamenti con la lirica che ancora restano nella memoria di chi ebbe la fortuna di assistervi. Logicamente questa edizione di Tosca assume un significato che va oltre l'aspetto artistico. Per noi una prova molto interessante perché consolidiamo una tradizione che abbiamo cominciato l'altro anno e che speriamo possa continuare a lungo anche per la funzione turistica che uno spettacolo del genere può avere per Trieste. Sul podio il maestro Enrico Calesso, regia di Stefania Panighini, scene di Nicolò Cristiano, costumi di Chiara Barichello, luci di Emanuele Agliati. Giuliano Polo non nasconde la soddisfazione per il comparto artistico dello spettacolo. Ci saranno 3 grandi artisti, Fabio Sartori, Elena Pancratova e Ambrogio Maestri, quindi anche la qualità musicale sarà garantita. 200 biglietti per assistere allo spettacolo del Cirque du Soleil sono stati messi a disposizione delle associazioni del terzo settore. Il gesto di Coop Alleanza 3.0 è stato presentato. Vediamo. Cirque du Soleil ha conquistato definitivamente il pubblico triestino e c'è da pensare che da qui al 13 luglio, giorno dell'ultima rappresentazione di Allegria in A New Light, i numeri saranno più che notevoli. Come noto, il tendone del Cirque è stato issato in zona Silos, un luogo di cui è proprietaria Coop Alleanza 3.0. La cooperativa ha concesso lo spazio gratuitamente. Coop Alleanza, sottolineo, non ha voluto nessun compenso perché ha capito che l'operazione Cirque era molto importante per il territorio, ha chiesto soltanto di poter avere una dotazione in biglietti da distribuire alle fasce più fragili e più deboli e questo secondo me è un bellissimo segnale.
Per le rappresentazioni del 5 e dell'11 luglio, questi 200 posti saranno messi a disposizione, grazie alle associazioni del terzo settore attive a Trieste e nel resto della regione, alle persone più fragili. Persone senza fissa dimora, nuclei familiari in difficoltà economica, minori stranieri non accompagnati, minori seguiti dai servizi sociali e altri soggetti vulnerabili. Abbiamo trovato questa occasione per cercare di fare in modo che ancora una volta si capisca bene che la cultura non può essere un lusso ma un diritto di tutti, quindi anche un momento gioioso e allo stesso tempo molto in linea con le caratteristiche della cooperativa. Sempre nelle date del 5 e dell'11 luglio, i soci di Coop Alleanza 3.0 potranno acquistare i biglietti per lo spettacolo ad un prezzo agevolato, ce ne sono disponibili ancora 500. Contrasto alla povertà e alla fragilità sociale, 2 nuovi bandi dalla Fondazione CR Trieste. La Fondazione CR Trieste rinnova il proprio impegno nel contrasto alla povertà e alla fragilità sociale del territorio. Per rendere più capillare e incisiva la propria azione a favore delle persone in condizioni di vulnerabilità e precarietà, la Fondazione ha promosso anche per l'esercizio in corso 2 distinti bandi. Il bando Contrasto alla povertà, volto alla realizzazione di interventi e misure in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile numero 1 e 2 dell'Agenda 2030, e il bando Contrasto alla fragilità sociale. Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 500.000 euro, ripartiti equamente a 250.000 euro per ciascun bando. Possono partecipare ai bandi le realtà associative senza scopo di lucro attive nel settore del volontariato e le aziende pubbliche di servizi alla persona operanti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste, che intendono realizzare interventi da avviare successivamente alla comunicazione dell'esito del bando, indicativamente nel prossimo mese di settembre, da concludersi entro il 31 dicembre del 2026. Ciascun soggetto potrà presentare una sola richiesta per ciascun bando. Le domande, redatte sull'apposito modello disponibile sul sito www.fondazionecrtrieste.it nella sezione bandi, dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente presentante, entro le ore 12 di giovedì 31 luglio 2025, tramite consegna a mano o posta elettronica certificata all'indirizzo info@cert.fondazionecrtrieste.it. L'esito della selezione sarà comunicato tramite il sito web della Fondazione stessa e in forma scritta a ciascuno dei richiedenti. Grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19:30. Buon pomeriggio.